Bella a tutti ragazzi, ben ritrovati in un nuovo video di esperto calciomercato Batman napoletano. In questo video andremo a parlare di tre principali notizie di giornata. Partiamo dalla notizia del PSG e della Roma. In pratica il PSG, club campione in carica del mondiale per club, è pronto a offrire un contratto a Koné in estate. In estate. Il PSG si otterrà il sì del giocatore, la proposta di contratto che riceverà in estate, deciderà quanto offrire al club della capitale. Che in teoria andrebbe a fare una prima offerta di circa 25-30 milioni di euro e poi si vedrà. Poi passiamo all'Atalanta. Una notizia non proprio dell'Atalanta, ma di Sulemana. Diciamo oggi in casa Atalanta stanno arrivando diverse belle notizie che vi porterò nei prossimi giorni, nelle prossime ore, nei prossimi giorni. Allora, continuiamo il video. Sulemana è stato, visto che il Ghana è stata la 21esima nazionale a qualificarsi ai mondiali 2026, Suleimana sarà uno tra i candidati possibili per la convocazione per il mondiale. Poi partiamo da una notizia che fa, diciamo, piangere, tra virgolette, i tifosi juventini. E, sarebbe l'infortunio di Bremer, il difensore, che in mattinata nella seduta di allenamento Bremer si è infortunato al menisco del ginocchio sinistro, se non sbaglio, e nelle prossime ore arriveranno maggiori accertamenti. Uh, si presume che sarà fuori almeno fine del febbraio, poi si decreterà il risultato degli esami strumentali che farà la Juventus nelle prossime ore. Si decreterà quanto tempo sarà fuori, però ripeto, secondo me, ma è al 90% circa, sarà fuori per almeno 6 mesi, più o meno 6 mesi, quindi più o meno febbraio-marzo. Bene ragazzi, grazie a tutti per la visione, ci vediamo in un prossimo video. Tra poco uscirà il video dei pronostici. Grazie a tutti per la visione, lasciate like, iscrivetevi a tutto al canale e lasciate un bel commento. Ciao!